Laci. L'informazione di diffusione europea, oggi a Nord-Est. Ben ritrovati dalla redazione. Resta un mistero la sparizione di gioielli di un'anziana triestina soccorsa in casa per un malore derubata. Secondo la denuncia, proprio durante le fasi del trasporto in ospedale, sotto la lente della procura è finita una volontaria della Croce Medica presente sull'ambulanza. Tuttavia l'indagine segna il passo. L'unico elemento probatorio che sembra inchiodare la donna sarebbe stato smontato dai legali della difesa. Resta da capire se i preziosi siano stati smarriti nel caos del soccorso o se il responsabile sia ancora nell'ombra. La passione per il tavolo verde è stata fatale per uno dei ricercati più pericolosi della rotta balcanica. L'uomo, ritenuto la mente di un'organizzazione internazionale dedita al traffico di esseri umani, è stato individuato e arrestato dalle forze dell'ordine all'interno di un casinò. Gli inquirenti seguivano le tracce dei flussi di denaro e dei suoi spostamenti tra i confini. La sua presenza in una sala da gioco ha permesso il blitz che ha messo fine ad una carriera criminale basata sullo sfruttamento della disperazione dei migranti. Dopo oltre 2 anni di indagini, perizie contrastanti e l'ultimo doloroso passaggio della riesumazione, la Procura di Trieste ha concesso il nulla osta per la sepoltura di Liliana Resinovic. I resti della donna, rinvenuti nel gennaio del 2022 nel parco di San Giovanni, possono finalmente ricevere l'ultimo saluto. Il provvedimento arriva dopo il completamento degli accertamenti medico-legali disposti dal GIP per chiarire i dubbi residui tra l'ipotesi del suicidio e quella dell'omicidio, un caso che continua a tenere l'Italia con il fiato sospeso. Non è bastato il fischio finale a placare gli animi durante una partita di calcio a 7 a Trieste, trasformata in una vera e propria guerriglia urbana. In 10 sono stati rinviati a giudizio con accuse che vanno dalla rissa alle lesioni aggravate. Secondo la ricostruzione, una banale tensione agonistica è degenerata in un pestaggio collettivo che ha coinvolto non solo gli atleti in campo, ma anche diversi sostenitori. Un episodio di violenza che ora attende il verdetto delle aule di giustizia. Si aggrava l'emergenza casa a Trieste dopo lo stop improvviso al cantiere Aterna e Rione di Gretta. Il progetto che prevedeva la realizzazione di 86 nuovi alloggi a canone agevolato è ufficialmente fermo a causa di gravi inadempienze e difficoltà tecniche legate all'impresa esecutrice. Un blocco che rappresenta una doccia fredda per decine di famiglie in attesa di una sistemazione che costringerà l'ente a una lunga battaglia legale e burocratica per far ripartire le gru. Sicurezza stradale e collegamenti più veloci. La Giunta regionale ha varato un piano di contributi straordinari destinati alla rete viaria locale. I fondi permetteranno alle amministrazioni comunali di intervenire su incroci pericolosi, asfalti ammalorati e barriere architettoniche, un intervento che l'amministrazione regionale definisce strategico per garantire la qualità della vita anche nei centri più piccoli e distanti dai capoluoghi, riducendo l'isolamento delle aree interne. Nuove risorse per il tessuto produttivo regionale. Il Friuli Venezia Giulia punta sull'innovazione con un nuovo pacchetto di incentivi per le imprese. I finanziamenti sono orientati alla digitalizzazione dei processi e all'adozione di tecnologie a basso impatto ambientale. L'obiettivo è sostenere le aziende locali nella sfida della competitività internazionale, favorendo la nascita di nuovi posti di lavoro legati all'economia verde e dell'intelligenza artificiale. Uno sguardo alle previsioni meteorologiche per la giornata sulla nostra regione. Cielo sereno, poco nuvoloso per qualche velatura in quota, vento debole o moderato dal nord-est. Nel pomeriggio tendente a ovest o nord-ovest, possibile cielo da poco nuvoloso variabile in montagna per il resto della giornata. Per quanto riguarda le temperature massime in pianura, fra 17 e 20 gradi, sulla costa fra 14 e 16 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA e FVG Meteo. Ed è tutto per il momento con l'informazione, grazie per averci seguito, a più tardi. L'informazione di diffusione europea,